cose sono... Non c'è? Allora, Gennaro Marotta. Sì, io vorrei subito dire che secondo me invece le donne hanno contribuito, cioè, nel mio modesto parere, a far sì che vincesse la Repubblica e non la monarchia. Intanto perché se andiamo a guardare le cifre, le donne hanno votato in numero maggiore rispetto agli uomini e in numero considerevole, perché sono stati 1 milione in più le donne rispetto agli uomini, 12 milioni e 900 mila mi sembra e 11 milioni e 900 mila gli uomini, quindi comunque 1 milione di differenza. Poi io non credo che le donne, che solitamente sono quelle che hanno più voglia di cambiare rispetto agli uomini, almeno io la vedo così, credo che in quel momento lì, in quel momento storico, forse c'era una voglia di cambiare che ha determinato che le donne che andavano al voto, non per la prima volta, sì, è vero, non perché è era stata, per la seconda volta, avevano votato per le amministrative. Avevano votato per le amministrative a marzo dello stesso anno, perché c'era stato un intervento, ricordiamolo, c'è una cosa storica anche importante, dopo una serie di battaglie, perché le battaglie delle donne per il voto cominciano nell'800, dopo l'unità d'Italia, non è che le donne si sono svegliate all'ultimo, io vorrei ricordare nel 1880 mi sembra la signora Anna Maria Mozzoni, che fu una delle donne che fece una battaglia straordinaria per poter discutere del voto alle donne, ma poi si può andare anche più in là. Poi ci sono state una serie di proposte di legge. Quelli che hanno insistito subito dopo la guerra, appunto nel 46, nel 45/46, non mi ricordo bene le date, fu proprio Togliatti con De Gasperi. Togliatti propose a De Gasperi di prendere in considerazione il fatto che le donne non potevano essere lasciate fuori da una scelta così importante per il nostro paese, per il futuro del nostro paese, e quindi insieme si adoperarono affinché si arrivasse al voto alle donne. Che arrivò con un decreto legge o decreto legislativo, il 31 gennaio non del vorrei 45, sbagliare, e permise alle donne a marzo del 46 di votare alle amministrative e poi dopo al voto costituzionale. Io credo comunque che le donne abbiano... Sì, il 31 gennaio del 46 fu emanato un decreto che riconosceva il diritto di voto alle donne e il Consiglio dei Ministri era presieduto da Bonomi. Mi lasci finire, signora, poi dopo... Ecco, io credo che comunque sia l'importanza del voto delle donne mi sembra riconosciuto. Secondo me sono state l'ago della bilancia, è vero, più al nord piuttosto che più al sud, però comunque sia sono state l'ago della bilancia. Diciamo che comunque sia è vero anche quello che ha detto Settimo Gottardo, io concordo con lui, l'azione del re di Umberto II è stata un'azione importante per l'Italia, perché se si fosse arroccato nella posizione di monarca sarebbe stata effettivamente guerra civile. Lui dopo 3 giorni il 13 giugno prese l'aereo e se ne andò, quindi diede una bella lezione comunque di stile. Fatto salvo che, come è stato detto, io concordo pienamente, le responsabilità della monarchia sono piene, riconosciute e non si può dire che sono stati a guardare, anzi hanno messo piene mani in quello che è successo negli anni del fascismo. Sono anche stati a guardare, perché il discorso sono stati a guardare, ma io dell'8 settembre aver abbandonato l'esercito, ma io intendo nel senso che la responsabilità piena politica ce l'hanno tutta e se la portano ancora dietro. Giuliana io sono un po' sorpresa, nel senso che tutti questi avvenimenti, anche il voto alle donne, non sono state scelte fatte nel vuoto pneumatico. Le donne negli anni durante la Resistenza c'erano. E non è che Togliatti e De Gasperi hanno deciso che così bisognava, ma che io ho solamente detto Togliatti e De Gasperi, ma guardi che è logico che è una cosa che è venuta in divenire. L'unica piccola cosa è che le donne, sia del Partito della Democrazia Cristiana, che del Partito Comunista, che del Partito d'Azione,
esigevano che questo diritto venisse finalmente riconosciuto. Non è che chiedevano per favore, ma io esigevano che la cosa venisse riconosciuta. Ho detto che Togliatti e De Gasperi, che erano allora i leader guardi, dei partiti, nel decreto luogotenenziale del 45 alle donne veniva riconosciuto il diritto di voto attivo ma non passivo, cioè non potevano essere elette. È stato solo successivamente che ci si è resi conto che forse non era neanche quella la sua e che quindi le donne dovevano avere diritto a essere anche elette oltre che a eleggere. E 21 donne sono state elette in assemblea costituente, 9 della Democrazia Cristiana, 9 del Partito Comunista, 2 dello PSIUP e una dell'Uomo Qualunque, mi pare. Mi piacerebbe anche ricordare i nomi di queste donne, perché sono state effettivamente con delle storie molto importanti alle spalle ciascuno di loro. Ne voglio ricordare solo una, a parte le più conosciute, come Nilde Iotti, che poi è diventata la prima donna Presidente della Camera. Teresa Mattei era una giovane donna incinta, non sposata, che è diventata membro dell'Assemblea Costituente, molto giovane, una partigiana che ha fatto, Partito Comunista, che ha fatto la lotta e si è conquistata il diritto di entrare a testa alta da giovane ragazza madre non sposata all'Assemblea Costituente. A quei tempi. Vorrei precisare una cosa, De Gasperi, Togliatti, Nenni, sicuramente noi vediamo la storia alla rovescia, cioè vediamo le conclusioni, quindi poi abbiamo le certezze, ma quando cadde il fascismo ci sono stati 25 anni di silenzio totale e sicuramente il movimento partigiano fu importante ma non fu determinante e non fu condiviso da molti, anzi da pochi. In qualche maniera fu avversato questo per avere contezza della storia. Poi che fosse importante perché riscattò tutta una serie di principi che erano sacrosanti, questo bisogna darne atto, ma non era così diffusa la tensione, diciamo, partigiana come noi la pensiamo a posteriori. E poi soprattutto nel movimento partigiano, il movimento partigiano fu decapitato dagli stessi alleati e questa è un'altra storia che andrebbe riscoperta, perché i vecchi partigiani, quelli della prima ora, in qualche maniera sparirono tutti, ci furono i partigiani della seconda parte e poi i partigiani del dopoguerra, quelli che dissero anch'io ero partigiano e quindi si aggiunsero a questa, come succede in tutte le parti del mondo, quindi 25 anni avevano abbassato il livello. Poi è chiaro che di fronte nella seconda elezione, quella del 48, vengono fuori veramente i partiti e vengono fuori veramente gli italiani hanno consapevolezza che è finita un'epoca per loro merito o parzialmente per loro merito e quindi abbracciano l'idea di appoggiare i partiti secondo ideologia che poi abbiamo visto lo sviluppo. La colpa dei Savoia è totale, ma diciamo che la colpa di Savoia comincia da prima dell'unità d'Italia, perché era un regno, diciamo, delle due Sicilie che era estremamente infimo e fu appoggiato politicamente dai francesi, dagli inglesi, e i Savoia di per sé diedero poco o nulla per fare l'unità d'Italia. Quindi non ci furono guerre dei Savoia nei confronti, salvo la prima guerra di indipendenza che andò a finire come andò a finire. Quindi ereditarono una situazione, diciamo, peraltro di incertezza politica, perché tutto il regno dei Savoia sta in piedi per un equilibrio sottile. Non abbiamo certezza, cioè gli stessi Savoia non erano certi che sarebbe andato avanti così. Perfino dopo la prima guerra mondiale c'è uno tsunami rivoluzionario contro i reduci della guerra vengono schiaffeggiati e presi a sassate.
perché era una guerra che non era assolutamente sentita, poi invece viene santificata dal fascismo e allora parliamo di eroi, di cose di questo genere. Ma io avevo uno zio che aveva fatto e mi raccontava cos'era la guerra, perché era un giovane del 99 e si era fatto un bel pezzo di guerra. La guerra era tutt'altro che sentita, soprattutto se eri in trincea. Era una guerra purtroppo subita dagli stessi eroi che oggi consideriamo come tali, perché comunque lo sono, ma non certamente perché ci fosse un'Italia da unificare, perché poi tutto quello che ci promisero fu disatteso e il buon D'Annunzio dovette muoversi lui per andare a prendere le terre che non venivano date, e successivamente il fascismo. Quindi i Savoia furono un problema nella unità d'Italia e non a caso il re firmò la dichiarazione di guerra e poteva anche esimersi dal farlo, perché in quel momento aveva già firmato Mussolini ed era sufficiente la firma di Mussolini, perché era cambiata e avevano fatto una legge speciale dove Mussolini poteva dichiarare la guerra indipendentemente dalla volontà del re. Il re corse a firmare perché non voleva essere da meno, forse non aveva capito il momento politico, ma di questo ne abbiamo contezza anche negli anni precedenti, che non capiva esattamente dove stava andando l'Italia e quindi non aveva nessun titolo di restare. Il figlio forse era più saggio del padre e sapeva che questa Italia non andava governata, ma io dubito, questa è un'ipotesi, che se avessi sentito a restare sarebbero stati gli stessi americani a rimandarlo a casa, cioè a esiliarlo, quindi non aveva nessun appoggio politico, forse dagli inglesi, ma non certamente dagli americani. Quindi lui sapeva che aveva perso. Quindi la soluzione migliore e più dignitosa è quella di abbandonare il campo col dubbio, forse ho vinto, ma comunque sono generoso e me ne vado, ma anche avesse vinto per poco, perché questa era l'ipotesi, comunque non aveva più il carisma di poter fare il seguito. Allora vediamo intanto se la regia può mandare in onda, ci sono alcune immagini su come i giornali hanno titolato, anzi iniziamo vedendo le schede elettorali che sono state utilizzate per questo appuntamento riguardante appunto il referendum sulla forma istituzionale dello Stato, Repubblica o Monarchia, e poi qui ci sono i vari titoli dei giornali, dell'Unità, dopo vedremo la Nuova Stampa, insomma ci sono tutti i titoli che danno anche una interpretazione a volte diversa, insomma, del risultato. È nata la Repubblica Italiana, la Repubblica ha vinto, qui vediamo un po' di manifestazioni di protesta, le locandine durante la campagna elettorale, ci sono anche appunto le vignette, in questo caso del Partito Repubblicano, insomma anche la stampa. Ecco qua, vedete il progresso, stamane la Repubblica Democratica verrà proclamata a Montecitorio, anche questo un altro titolo, vediamo cos'altro c'è, qui è un po' tutte quante assieme, ma il popolo italiano ha scelto la Repubblica, il 46% alla monarchia, il governo, ecco qua la Nuova Stampa, giornale di Torino, il governo sanziona la vittoria repubblicana. Umberto somiglia a Castaldono, hai visto? Adesso lo vediamo. Mi vuole esiliare il 13 giugno ti vuole esiliare, ecco qua che siamo rientrati in studio. Ecco, prima dicevo, tra queste foto c'era anche quella di una manifestazione di protesta, ma abbiamo anche quelle appunto dei giorni caldi di Napoli, il 9, il 10 e l'11 giugno. Napoli è stata teatro di manifestazioni di piazza contro appunto il risultato referendario e ci furono, come si diceva, anche 9 vittime, 9 giovani, tutti quanti di età compresa c'è anche un sedicenne, ma comunque Ida Cavalieri di 19 anni, Carlo Russo un 14enne, addirittura Francesco Dazzo 21 anni, insomma un momento difficile e di tensione. Questo a ridosso ovviamente appunto, come si diceva, come abbiamo sentito prima, dell'annuncio della vittoria
della Repubblica, però si ipotizzavano e si contestavano anche i risultati, tanto appunto, come si diceva, Umberto II decide di partire. Allora abbiamo un altro pezzetto di questi cinegiornali che ci mostrano le immagini della partenza di Re Umberto. Vediamo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Reggia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Fra gli altri il ministro della Real Casa e il maresciallo Messe. Nel suo viaggio Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Gallarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid. Intanto, sulla torretta del Quirinale viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia, la sola forse che ancora sventolasse su un pubblico edificio. Ecco, questo così insomma è stata raccontata la partenza di Umberto II. Gastaldon, beh, un po' di somiglianza forse c'è. No, assolutamente. No, assolutamente. No, assolutamente. Sicuramente non nelle idee, perché assolutamente. Ecco, lei giustamente diceva i ragazzi morti a Napoli probabilmente neanche avevano votato, giustamente. Vabbè, non potevano, 14, 19 anni, 16 anni, a quei tempi si votava, mi sembra 21, e quindi chiaramente non erano coinvolti da un punto di vista attivo, ma evidentemente quello che è successo in via Medina, se non ricordo male, sì, trovava il coinvolgimento di una popolazione, quella napoletana, che è una popolazione che all'85% aveva votato per la monarchia, quindi certo, una percentuale sicuramente a livello di territorio una partecipazione diffusa che andava oltre a quelli che effettivamente avevano votato, e c'era una partecipazione alla vita monarchica che, ricordiamo, secondo me la monarchia aveva avuto delle grandissime responsabilità. Citavo l'8 settembre, nel periodo che è andato dal 25 luglio all'8 settembre c'è stata proprio una vacanza della monarchia, che ha lasciato l'esercito, ha abbandonato a se stesso. I fatti che sono accaduti in giro per la Grecia piuttosto che la Jugoslavia, in balia dei tedeschi, appunto. Esatto, in balia dei tedeschi, un esercito abbandonato senza più comando e senza più neanche una informativa su come comportarsi. Significava non aver fatto dei passi pensati, un mese e mezzo nel quale abbiamo lasciato milioni di persone che costituivano l'esercito e tutti quelli che erano collegati senza notizie e senza la possibilità di potersi proporre il giorno in cui si firmava l'armistizio in modo diverso. Chiaramente tutto sguarnito. Questa è una responsabilità gravissima, oltre a quella dell'entrata in guerra e oltre a quello di aver soggiaciuto a quello che era la volontà del fascismo per oltre un ventennio. Responsabilità che non potevano essere cancellate con il cambio da Vittorio Emanuele III al figlio. Certo. Purtroppo erano macchie oramai indelebili che dimostravano anche una coscienza generale che portava a dire: superiamo la devozione al re e puntiamo invece a un'autodeterminazione per la prima volta in un territorio, quello italiano, che non era mai stato, come si dice, messo alla prova con una scelta dei cittadini, ma sempre una diffusione nel nostro territorio nazionale di tante piccole realtà. Tra l'altro anche la Casa Reale totalmente assente 40 anni prima, durante la Prima Guerra Mondiale. Si diceva poc'anzi che la Prima Guerra Mondiale era lontana, poco sentita, e addirittura derisi quelli che arrivavano da reduci della Prima Guerra Mondiale. Verissimo. Ho letto in questo periodo anche il dibattito che vi fu nel passaggio da Cadorna a Diaz, un dibattito lungo, estenuante, durato mesi, e che vide il re assolutamente ignaro, poco partecipe di una scelta
che vedeva oramai il nostro Stato da 4 anni in guerra. E tra l'altro un re che non si è neanche approssimato nel Triveneto quando c'è stato un conflitto che ha visto per lunghi anni combattere queste terre. Ripeto, forse il tempo era oramai giunto per passare da un sistema che non aveva dato grandissima prova di sé come quello monarchico a quello repubblicano. Certo, certo. Gottardo, abbiamo visto il re partire per il Portogallo, dove poi lei ha avuto modo di Sì, ce l'ho avuto modo di incontrarlo diverse volte, poi una storia che prima o poi dovrò anche scrivere, perché allora lo frequentavo, ero giovane amministratore del Comune di Padova, solo la cultura, e andavo lì per allacciare i rapporti per il Sant'Antonio, che era l'elemento di collegamento. Poi, certo. in altre occasioni dirò queste cose, che sono abbastanza interessanti, un personaggio anche simpatico, è tutto particolare. Bene, ma volevo solo dire questo, che per capire quello che sta succedendo oggi, voglio dire 3 cose. Guardate, la professoressa prima aveva ricordato questa giovane partigiana costituente, che è un fatto di novità. Io volevo ricordare altrettanto una testimonianza di personaggi che io ho conosciuto direttamente. Padova, tu hai detto che aveva una forte componente monarchica, però quando sono stati eletti i costituenti, 3 consiglieri comunali di Padova, 3, sono stati costituenti. Uno era Marchesi, professor Concetto Marchesi, per il PC. E 2 per la DC erano il giovane Gui, certo, che allora era mandato avanti dal mondo dell'azione cattolica e della resistenza, e un grande docente universitario, giovane allora, che era il professor Bettiò. Quindi siamo in una situazione in cui le città poi si muovevano in realtà, e come i consigli comunali di allora rappresentassero componenti sociali forti, cioè c'era stato un decadimento nella rappresentanza sociale. C'era una fortissima rappresentanza sociale che ha inciso molto nella formazione delle Costituzioni, dando un ruolo costituente a Padova di grande rilevanza, che andrebbe approfondito molto di più, perché hanno contribuito poi a delineare il ruolo delle autonomie locali dentro la Costituzione. Quindi sono cose molto importanti. Le autonomie universitarie da questo punto di vista il ruolo padovano è stato un ruolo rilevante. Il secondo punto che volevo testimoniare è il ruolo delle donne. Io sono testimone di una storia modestissima, popolare, mia, familiare. Mia madre, che è sempre stata relativamente conservatrice, ha sempre votato Democrazia Cristiana dal 1946 a sempre finché è morta, con convinzione, però lei con convinzione ha votato Repubblica, e me lo raccontava sempre, convincendo anche mio padre, motivandolo di più a votare per la Repubblica, non per la monarchia, perché imputava alla monarchia la responsabilità di averle rubato un marito che aveva lasciata sola. Quindi si trova d'accordo con Barocca, sono le donne che volevano figli, io sono nato dopo, quando mio padre è ritornato dalla seconda guerra mondiale, ha fatto la prima e poi anche la seconda, per fortuna è ritornato, così sono nato pure io, ma l'imputava alla monarchia e al re di averle rubato un marito e di averla lasciata a casa con una campagna da tenere in piedi, con 8 figli da mantenere. E questo che lo imputava, non tanto a Mussolini, che gli era sempre stato antipatico, che lo imputava al re. E questo volevo dire che c'era una consapevolezza, cioè non è che votassero così, anche quelli che non erano molto acculturati lo votavano con una precisa consapevolezza e avevano individuato con precisione le responsabilità. L'altra cosa che volevo dire è che la Costituzione repubblicana, la Repubblica, è stata decisa certamente da referendum, ma qui ho detto prima anche case molto concretamente. Qui la Repubblica è stata decisa a Yalta. Nell'accordo di Yalta l'Italia era da quest'altra parte ed era una Repubblica. Punto. Questo volevo dire. E su questa scelta di fondo poi sono state le partite dei partiti, le logiche dei partiti, ma sempre anche nell'Assemblea Costituente c'è sempre rimasto, con influenza americana, la pulce all'orecchio delle autonomie molto forti, tant'è che per un certo momento pensavano di fare addirittura della Sicilia uno Stato con la stella
americana se mai avessero vinto i comunisti. Nel sotterraneo c'è sempre stata una visione un po', quindi lo se lo ricordare, perché è ben vero che c'è stata quindi a conclusione una grande partecipazione popolare, non c'è ombra di dubbio, non era solamente così coreografica, ma questa partecipazione popolare era, insomma, c'era Yalta che c'era stata, che la imponeva, e questo a significare però che dietro questa logica qua anche quelli che erano dall'altra parte, Togliatti, i comunisti, che erano una grande forza all'epoca, si sono messi a fare, diciamo, dei discorsi di trovare degli accordi, ma non dei compromessi. La protezione è un accordo altissimo, di altissimo livello. Non c'è stato un gioco, dire ma noi siamo i vincitori, siamo con gli americani, siamo con gli inglesi, sì, però abbiamo vinto, c'è Yalta e voi state zitti. No, hanno fatto degli accordi, ma degli accordi alti. Questo che mi preoccupa rispetto ad oggi è che non si può modificare un patto così elevato con una battaglia così di basso livello. Ora il Morosini dice guardate che questo Parlamento era stato dichiarato illegittimo, primo. Secondo, peggio ancora, votano la modifica della Costituzione con una maggioranza risicata, con qualche trasfuga di aiuto, cioè tutta questa roba qua misurata a quello che succede prima. C'è una caduta storica di livello molto che mi preoccupa, ecco, questo voglio dire, c'è una grande preoccupazione, una grande differenza di metodo, di contenuti, di afflato storico, di collegamento sociale. Di questo dobbiamo andare in pubblicità. Andiamo in pubblicità, rientriamo e poi subito Morosin che replica a quello che ha detto Settimo Gottardo. A tra poco.